Comunità, alloggio e disabilità mentale, il report di Confcooperative. Ecco, qual è la situazione che in provincia di Agrigento in merito anche al lavoro svolto dalle vostre aziende associate? Questo di oggi è uno di una serie di eventi che diciamo, porteremo avanti come organizzazione con la finalità di entrare dentro ogni settore delle nostre cooperative e far emergere quelle che sono i punti di forza, ma anche e soprattutto le criticità che affliggono ogni singolo settore. Quello di oggi riguarda proprio le comunità alloggio che ospitano persone con disabilità mentale. Dallo studio diverse sono state le criticità che si sono evidenziate e che la nostra organizzazione, come sempre, cercherà nel suo ruolo di rappresentanza e tutela del movimento cooperativo di portare avanti sui tavoli delle istituzioni, proponendo appunto dei tavoli di confronto in maniera tale da lavorare sulla risoluzione di alcune delle problematiche, tra l'altro molto importanti, che attualmente affliggono questo servizio. Quali sono le maggiori criticità che il nostro territorio presenta? Le maggiori criticità sono rappresentate da una sofferenza di liquidità che le nostre cooperative in atto hanno, questo purtroppo dovuto a dei ritardi di pagamento da parte dell'ente locale verso le nostre cooperative. Questo si riflette anche su una sofferenza economica, ovviamente conseguenziale, delle nostre imprese. A livello occupazionale com'è la situazione? Spesso ci sono tante richieste, però poi non si riescono a soddisfare, insomma. Dobbiamo dire che circa il 60% delle cooperative che gestiscono questo servizio sono delle piccole cooperative che trovano impiegate dalle 5 alle 10 persone tra soci, tra soci lavoratori e dipendenti. La fascia media è ridotta a circa il 17% per avere invece un terzo delle cooperative molto più strutturate con persone occupate che vanno da un minimo di 16 ad oltre le 20 unità. Sono sicuramente una risorsa per il territorio, per Agrigento in modo particolare, e sicuramente ecco, svolgono un ruolo di ammortizzatore sociale importante. Un problema, un dramma che spesso grava sulle famiglie. Pensiamo a quanta follia c'era perfino nella casa di Pirandello, che dovette occuparsi della moglie. Poi lui utilizzò tutto questo anche per fare emergere ancora di più la sua immaginazione. Ma non siamo tutti Pirandello, abbiamo dei drammi che ci portiamo a casa. E prima si finiva in manicomio, anche per una depressione postpartum, come accadde alla scrittrice Alda Merini, 12 anni al manicomio. Per fortuna hanno chiuso i manicomi, ma poi ci sono i centri di terapia assistita, ma sono pochi, e ci sono soprattutto le cosiddette case famiglia, che sono dei centri di accoglienza dove si dovrebbe trovare un ambiente familiare per i disabili mentali, che a volte hanno commesso dei reati, scippi, furti, a volte omicidi, e allora capita che il giudice emetta un provvedimento di obbligo di accoglienza per il disabile, ed è un obbligo che scatta sia per chi gestisce la casa d'accoglienza ma anche per il comune, che a quel punto dice, il singolo comune, l'amministratore comunale, il sindaco dice devi accoglierlo, ma sulla base di una convenzione, di una retta? No, il comune non è obbligato a pagare la retta, per cui se non ce la fa non paga. È chiaro che queste case famiglia stanno boccheggiando, ed è la ragione per cui Confcooperative organizza un convegno per scuotere i sindaci e soprattutto la regione siciliana.